terzo incontro di cultura storico-economica del ciclo In cerca di Europa, organizzato dall'IRSE di Pordenone presso il Centro Culturale Zanussi. A parlare di Balcani è stato il giovane Giacomo Tinelli, vincitore dell'ultima edizione del concorso Europa ai Giovani, con una tesina dal titolo Dove vanno i Balcani? Di primo acchito verrebbe da rispondere da nessuna parte, nel senso sono fermi per una serie di questioni, nel senso che la situazione è congelata al 1995, agli accordi di Dayton, quindi a livello istituzionale, specialmente in Bosnia e Erzegovina, la situazione è molto difficile, molto incartata al momento. Io credo che i Balcani potranno andare da qualche parte solo se l'Unione Europea e l'Occidente, diciamo, implementa delle politiche estere nei confronti dell'area coscienti e coerenti con i problemi che vi sono, per esempio della faida tra etnie e i problemi economici che vi sono, i problemi di tante mafie che hanno potere effettivo sui luoghi. Quali sono secondo te i primi provvedimenti che bisognerebbe prendere? Sicuramente c'è bisogno di fare un lavoro culturale per lenire le ferite della Jugoslavia, della ex Jugoslavia. Per esempio, ultimamente c'è stata l'assoluzione di 2 criminali di guerra al Tribunale Internazionale per i Crimini di Guerra e lì c'è un problema di mitologie nazionali che confliggono, perché per i serbi, per esempio, è un affronto il fatto che Gotovina sia stato assolto, quando in primo grado era condannato invece a 24 anni, per la strage in Craina, per l'operazione Tempesta del 95 in Craina. Quindi bisogna cercare anche di dare una narrazione comune al luogo, io credo, comune dell'area, perché non è vero che lì ci sono innati degli scontri atavici tra la gente, io non ci credo a queste cose, è tutto oggi, è tutto sincronico. Ma secondo te oggi c'è la volontà politica di occuparsi di quest'area geografica oppure l'Unione Europea si sta occupando di tutt'altro? L'Unione Europea non credo che abbia molto interesse, poi oggi il mainstream è occupato tutto dalla crisi, da queste cose. Ci sono dei libri che consiglieresti di leggere per approfondire questi discorsi? Secondo me ci sono dei libri di testimonianza molto, molto interessanti, come per esempio Elvira Mujicic, che è la scrittrice che ho intervistato per la mia tesi presentata a Europa ai Giovani, che insomma danno una lettura necessariamente molto coinvolta della situazione. Per esempio Al di là del caos è il primo libro di Elvira, a cavallo tra l'autobiografia e il romanzo. E invece direi, per una conoscenza più, diciamo, accademica così, io consiglio Stefano Bianchini, per esempio, ha scritto diversi libri sull'argomento, o un taglio più giornalistico Paolo Rumiz, Maschere per un massacro, è uno dei libri su cui mi sono basato per l'incontro di oggi, tra l'altro.